pazzia in primo piano, però in questo caso pazzia d'amore. Quindi la prima domanda che faccio a Antonello è proprio questa, no? Cioè se si può impazzire per amore, soprattutto te lo chiedo nel 2016 perché tu in qualche maniera ambienti questo libro al presente, perché dai brani si capisce che ambienta allora, si può impazzire per amore? Dunque, io questa è una domanda che mi sono fatto un paio d'anni fa quando stavo finendo di scrivere la favola di Sid, perché c'è una parte di quel libro verso la fine, quando il protagonista sta a Cambridge e racconta della storia di Sid Barrett e della donna di Julia, quando si scopre, quando Giulia scopre che Sid insomma se la faceva con la sorella. E da qui lei parte di testa, diciamo, impazzisce appunto da lasciare Cambridge e lasciare la famiglia e trasferirsi a Londra e quindi lasciare anche Barrett in preda, diciamo, ai suoi funghi della pazzia. E mentre scrivevo questa cosa qua, me lo ricordo, insomma, si è accesa la lampadina e proiettandomi, diciamo, nella testa di Giulia mi sono fatto questa domanda, cioè mi sono chiesto si può impazzire per amore? E da lì ho pensato che questo potesse essere un canovaccio, il fatto di poter scrivere una storia che trattasse questo argomento, potesse essere un canovaccio che, diciamo, di continuità con la favola di Sid, perché io fondamentalmente in questo libro alla fine sviluppo ancora il tema del rapporto fra cuore e ragione, che nella favola di Sid erano addirittura due personaggi, due entità quasi personificate. Qui ovviamente lo tratto in maniera un pochino diversa, insomma, poi eventualmente ci centriamo, però secondo me c'è un trade union fra quello che scrivevo, diciamo, nella favola di Sid e questo rapporto fra sfera emotiva e sfera razionale che secondo me in questo libro si ritrova, ma perché probabilmente diciamo per banalità del racconto parliamo di un matto. Qua fondamentalmente non stiamo parlando di un matto, stiamo parlando comunque di un personaggio abbastanza difficile, di un personaggio che non è che ha delle turbe mentali, ma che in qualche modo riesce a gestire fino in fondo questa sua grossa sensibilità al punto da avere magari qualche problema di testa, ma SD non è un matto, insomma, si capisce benissimo già da come ragiona, anche se ragiona in maniera abbastanza contorta, che è una persona che tende, diciamo, ad approfondire le cose, e questo approfondimento